14 anni non si gira con un coltello in tasca e lo Stato dovrebbe pensarci bene per questo, di mettere pene più severe. Paura, rabbia e sconcerto continuano a rivivere come la scena di un film, la lite, poi le coltellate in strada, gli abitanti di Musile di Piave che non si sentono più sicuri. Via Martiri è sempre affollata, pensare che possa essere accaduto un fatto simile li lascia senza parole. Io ho 3 bambine piccole e penso che sia una cosa molto grave, che non dovrebbe accadere poi in un paese, Musile di Piave, una cosa del genere. La giustizia non esiste, purtroppo. Invocano giustizia, chiedono che non si dimentichi quanto accaduto. C'è abbastanza da aver paura, sì. C'è troppa gente che dovrebbe essere a casa sua e non qua, insomma. Nel veneziano cresce la paura di bande di adolescenti pericolose e sfrontate. A Marghera, nel mirino di un gruppetto di bambini e ragazzi di origine rom, la comunità bengalese. Il più grande della gang ha 17 anni, il più piccolo solo 7. L'ultimo episodio è davanti a un supermercato con uno straniero colpito a pugni e con catene di biciclette dopo il rifiuto di una sigaretta. Una situazione d'allarme rosso, afferma il presidente del Veneto Luca Zaia. I ragazzi devono capire che delinquere non è uno scherzo e soprattutto non fa rima con impunità.